Salve a tutti ed eccoci alla nuova puntata di Soundtrack City. Questa volta andiamo in onda anche su Classic Rock, caro Massimo Privitera. Ciao. Caro Marco Testoni, questa volta che andiamo in onda anche su Classic Rock parliamo però di una in realtà di una non novità, però presente sul web, un film molto importante di cui lascio a te la parola. Eh sì, perché andando a spulciare sul web in questi tempi pandemici dove insomma di tempo ne abbiamo, ho voluto riscoprire Accattone, che è un film di Pierpaolo Pasolini, il primo film di Pierpaolo Pasolini, che potete trovare tranquillamente su YouTube. Perché? Perché mi ricordavo di questa colonna sonora stupenda, infatti l'ha fatto un compositore che si chiama Johann Sebastian Bach. E vi assicuro, andatelo a rivedere e a risentire questo film dove c'è un Pasolini regista, Citti attore e aiuto regista un giovanissimo Bernardo Bertolucci, peraltro girato nella Roma del sottoproletariato, ed è molto interessante rivedere con gli occhi d'adesso un film del 1961, quindi io ve lo consiglio a tutti spassionatamente, perché riscoprire Pasolini è sempre un bell'andare. Venendo invece a sempre serie, il nostro specifico, diciamo così, delle serie televisive, Massimo, che cosa ha portato questo marzo di novità? Allora, la novità in assoluto, che tra l'altro debutta come serie più vista di sempre a livello mondiale su Disney Plus, solo nel weekend di apertura ha fatto il botto, e parliamo della The Falcon and the Winter Soldier, regia di Kari Skogland, che è una regista credo norvegese, con Sebastian Stan e Anthony Mackie. Cioè si parla dei due supereroi, Falcon per l'appunto, che poi in realtà ha preso il posto di Captain America, e The Winter Soldier, soldato d'inverno, con questa serie che ha delle scene d'azione stupefacenti, con le musiche di Harry Jackman, che aveva già curato della serie degli Avengers Captain America, The Winter Soldier e Civil War. Comunque una serie di quelle veramente al fulmicotone, col botto. Poi so che ci tenevi in particolar modo a parlare di una serie di Netflix, mio caro, che è già da un bel po' sul box set di Netflix, mio caro Marco. Sì, io sono sempre interessato a quello che accade in Francia, e qui abbiamo una serie bellissima, protagonista Omar Sy, ovvero Lupin, regia di Louis Leterrier, Marcela Said e Ludovic Bernard, quindi un trittico di registi, e con le musiche di Mathieu Lambolet. Divertentissima questa serie, con questo Lupin che poi è interpretato da un attore di colore, che è Omar Sy, simpaticissimo, quello di Quasi Amici, per intenderci, dove il successo è stato talmente grande che adesso è in preparazione la seconda serie. Andatelo a vedere se non l'avete già fatto. Grande successo di Netflix. Passiamo su Amazon Prime Video. Parliamo di Tutta colpa di Freud, di cui ho parlato anche già su Vis-a-Vis con la mia amica Daniela, di Rolando Ravello con Claudio Bisio, Max Tortora, Claudio Pandolfi, Stefania Rocca, e musiche di Maurizio Filardo. Però in questo caso ci tengo a dire questa serie comicità e psicanalisi, molto molto carina e piacevole, dove in realtà quello che prevale è il rapporto delle selezioni delle canzoni da parte di due music supervisor, di cui uno è questo mio carissimo amico qui accanto, che è Marco Testoni, e l'altro Giovanni Guardi. Oh, che pura combinazione! Giochiamo in casa. E poi... Allora, la Rai, visto che da poco si sono festeggiati i 100 anni dalla nascita di un grandissimo mattatore, un grandissimo attore della storia del nostro cinema, ovvero Nino Manfredi, con tra l'altro 100 film da lui interpretati, ne voglio dire qualcuno, visto che è giusto citarli, Brutti, sporchi e cattivi, ma ne ha fatti tantissimi altri il grande Nino Manfredi, da rimanere veramente nella storia, nell'immaginario collettivo di questa fiction con Elio Germano, mimetico, veramente un Nino Manfredi perfetto, per la regia del figlio Luca. Musiche del premio Oscar Nicola Piovani. La trovate su Rai Play e andate in onda nuovamente sulla Rai.
E quindi, beh, allora io direi che la canzone che possiamo introdurre è una canzone iconica del repertorio di Nino Manfredi, che non ne ha fatte tantissime, però una in particolare, e sto parlando di Tanto per cantà, un pezzo di Petrolini, quindi un pezzo, addirittura una canzone composta nel 1932, ma che nel 1970 partecipò addirittura al Festival di Sanremo. Nino Manfredi che cantò questa canzone, e chi era il direttore d'orchestra era niente poco di meno che Maurizio De Angelis, ovvero la metà degli Oliver Onions, con cui gli Oliver Onions poi hanno lavorato tantissimo con Nino Manfredi, Grazie ricevuta. per Grazia ricevuta, esatto, un esordio proprio al fulmicotone. Ma la cosa bella di questo brano è che di questa registrazione al Festival di Sanremo, di questa presenza al Festival di Sanremo, fu la famosa frase di Nino Manfredi prima di iniziare l'esecuzione di Tanto per cantà, che disse: dirige l'orchestra Maurizio De Angelis. Attacca Mauri che se ne andiamo. E noi chiudiamo proprio con Tanto per cantà di Manfredi e vi salutiamo tutti. Ciao. Ciao, alla prossima.